Interessante convegno oggi che parla di bullismo e cyberbullismo qui presso l'Istituto Gallo. Sì, è un interessante convegno perché tratta un argomento che purtroppo è di triste attualità e noi come scuola non possiamo rimanere inermi, dobbiamo assolutamente agire per prevenire questi fenomeni che determinerebbero chiaramente il malessere dei ragazzi e della società in generale. È chiaro che questi fatti succedono e dobbiamo informare i ragazzi che nel caso in cui si presentassero vanno affrontati, vanno denunciati, bisogna combatterli da questo punto di vista, ma soprattutto prevenirli, e per far questo non è mai abbastanza presto, quindi la scuola entra in gioco assieme alla famiglia per rendere i nostri ragazzi forti da questo punto di vista e rispettosi nei confronti degli altri, perché la vera forma di prevenzione di fenomeni di devianza, di bullismo è il rispetto verso se stessi e verso gli altri. Quindi lo scopo dell'incontro di oggi, che ha una elevatissima valenza formativa ed educativa, è proprio questo. Vogliamo dare ai ragazzi gli strumenti per vivere al meglio la loro età, che è un'età bellissima, è l'età che dovrebbe essere sempre caratterizzata dalla gioia, dalla spensieratezza e mai dalla paura e dall'angoscia. Allora, oggi con molto piacere abbiamo accolto l'iniziativa promossa dalla dirigente scolastica professoressa Pisano di promuovere un incontro di formazione e di sensibilizzazione rivolto in particolar modo ai ragazzi, ma non solo, in collaborazione con l'associazione di cui mi onoro di fare parte, che è l'associazione Gens Nova. È un'associazione di volontariato che ha sede legale in Puglia, operiamo però in tutta Italia. È un'associazione che opera sotto i principi della giustizia sociale, della legalità, e in particolare abbiamo a cuore appunto incontri formativi destinati ai ragazzi e alle scuole per fornire strumenti di sopravvivenza contro le forme di violenza del bullismo e del cyberbullismo. Oggi abbiamo il nostro ospite d'onore, che è il nostro presidente, l'avvocato professore Antonio Maria La Scala, il quale in questo momento sta realizzando un dialogo con i ragazzi, che è una performance, mi permetto di dire, che con le sue modalità abbastanza innovative, aperte, smantella un po' quelli che sono i luoghi comuni con cui si trattano queste tematiche, e che garantisco poi riuscirà senz'altro a far arrivare il messaggio ai ragazzi, che è appunto l'obiettivo principale per il quale oggi noi siamo qua. Grazie.